Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Beh, siamo proprio, come dire, questa è una fase delicata, decisiva nella politica, sia a livello nazionale ma anche a livello locale, alle nostre dimensioni, alle nostre latitudini, si discute il che fare, adesso viene fuori per esempio l'altro capitolo che sembrava essere stato superato, quello della sanità, dopo la nomina dei nuovi commissari, il governatore, la regione si appresta a fare i commissari, dice ma no, il governo dice fermati un attimo, discutene con i commissari perché per non creare altri problemi. Insomma, sembrava superato questo braccio di ferro dopo la visita di Cotticelli da Oliverio, sembrava una pax istituzionale, invece si torna di nuovo a bomba e i problemi aumentano perché la Calabria poi in termini di servizi offerti ai cittadini della sanità continua ad essere fanalino di coda. E di qualche giorno fa la notizia che siamo, come dire, gli ultimi, addirittura anche la Campania che ha recuperato un gap molto ampio, molto vasto, ci ha superati. Siamo sempre lì, no? Viscomi, siamo sempre lì, siamo sempre punti a capo, le cose, gli argomenti poi alla fine sono sempre quelli. Si rincorrono e si ripetono. Sì, perché, beh, anzitutto, insomma, salutiamo i telespettatori, diciamo, no? O no? Sì, assolutamente, vabbè, ma il telespettatore già appena vivere. No, c'è un problema di fondo in questa questione della sanità che riguarda la strutturazione proprio concettuale del servizio sanitario in questo Paese. Uno dei motivi per cui a suo tempo avevo sostenuto il referendum costituzionale, quello del 4 dicembre, era perché quel referendum consentiva e prevedeva un ripensamento dei livelli istituzionali di governo. E questo in un paese come l'Italia è centrale, è importante. Io mi chiedo, la sanità non è un problema soltanto di commissari ad acta o commissari straordinari nelle strutture. È un problema di sistema, perché la questione centrale sono appunto i servizi a livello essenziale di assistenza. Un paese non può ammettere che vi sia una diversità di trattamento sul piano sanitario dei cittadini di una regione anziché di un'altra regione. Questo dovrebbe indurre ad una presenza molto più significativa e forte e incisiva dello Stato, dell'apparato statale nel sistema sanitario, perché non possiamo avere 20 sistemi sanitari e i LEA, così come sono congegnati, non configurano, non consentono una omogeneità nell'erogazione del servizio. Io su questa questione mi soffermerei, perché è proprio questa la questione centrale, che riguarda da un lato la ripartizione delle risorse e che si lega a ciò che sta succedendo sul regionalismo differenziato e che riguarda però dall'altro lato anche la ripartizione delle competenze fra Stato e Regione, in questo caso mediata da una figura di commissariamento sulla quale forse varrebbe la pena riflettere e ragionare sul serio, perché dopo tutti questi anni di commissariamento i nostri LEA sono peggiorati in modo clamoroso. In 8 anni Vandaferro non è cambiato nulla praticamente. 8 anni è cambiato molto poco, nulla. Perché devo dire, a prescindere, insomma, sono contraria a qualunque forma di commissariamento, lo ero insomma nel caso del commissariamento dei rifiuti che è durato per oltre 20 anni, lo sono ancora di più per la sanità, perché credo che alla fine la parola debba tornare alla politica, che deve avere comunque la capacità di assumersi delle responsabilità. Sarei per centralizzare allo Stato queste competenze, lo dico non soltanto ovviamente augurando un buon lavoro al generale Cotticelli, che è stato da poco nominato, perché probabilmente la sfida si gioca più su un interesse che è quello della prima industria, soprattutto al Mezzogiorno d'Italia, rappresentato dalla sanità, che diventa molte volte un interesse legato al consenso e poche volte insomma quel diritto di cura la fabbrica del consenso più che la fabbrica della salute, e quindi parto dal presupposto che ricordo insomma un governatore degli anni passati, Agazzo Loiero, che devo dire si oppose fortemente a questa misura di commissariamento. Oggi avremo la necessità dal ministro Grillo, che sinceramente ad oggi non ha dimostrato quello che nel corso di questi anni il Movimento 5 Stelle ha sempre detto e combattuto in Calabria. Auspichiamo che le scelte, leggevo stamani, della volontà di nominare gli attuali direttori generali in commissari, a loro volta loro avranno lo specifico compito di mettere in campo le procedure per far sì che ci sia una partecipazione più ampia per le future figure di direttori,
ma auspico ovviamente che questa volta non sia un po' quello che si è sempre ripetuto nel corso degli anni, dove i commissari venivano prorogati per poi essere nominati direttori generali e farli acquisire in qualche modo. Chi è bravo scende in campo, chi non ritorna in panchina. Se la Campania, che in qualche modo era una regione come il Lazio, con un piano di rientro ci ha superato, malmessa e ci ha superato, però forse lì, qualche però domanda. Lì il commissario poi è stato dopo che si è dimesso il commissario si è insediato, anzi si è insediato il presidente, però con la specifica circostanza che erano rientrati i parametri della lei, cosa che in Calabria questo non è avvenuto. Non la supereremo mai se non c'è la volontà di bypassare il consenso politico e di acquisire il consenso, ripeto, di una sanità che dia, come diceva l'onorevole Viscomi, a tutti i pari dignità. Non ci può essere un'Italia su questi argomenti a due velocità. Ma questo un po' di responsabilità c'era il PD e la sinistra, no? Aver favorito questo passaggio alle regioni di una serie di temi centrali. Questa è la responsabilità del PD e della sinistra, se pensiamo al titolo quinto della Costituzione, però è un titolo quinto che i cittadini hanno mantenuto in vita nel referendum del 4 dicembre, avevano la possibilità ai cittadini di cambiare lo stato delle cose modificando la Carta Costituzionale. Il popolo si è espresso in modo contrario, quindi a questo punto direi che sono i cittadini italiani che vogliono mantenere in vita questo sistema, perché la proposta originaria del Partito Democratico connessa alla riforma costituzionale era appunto un ripensamento delle competenze e dei ruoli delle regioni. Ma è centrale questo, no? Io vorrei, la Regione Calabria ha approvato dopo tantissimi anni il suo piano dei trasporti, dopo una ventina d'anni, no? Il piano dei trasporti che arriva a Roseto Capospulico, arriva a Praia. L'Unione Europea... Ultimamente anche a San Giovanni in Fiore. L'Unione Europea parla per corridoi. Continua sempre con questa battuta di San Giovanni in no, Fiore. me la perdona, no, il collega Viscomi può fare questa battuta, non è un problema, rimane il fatto che comunque... Sostiene che San Giovanni in Fiore sia diventato che cosa? Il capoluogo di regione. Ma è un fatto oggettivo, insomma il Presidente mantiene le sue funzioni di Presidente, nessuno gliel'ha tolto, le esercita da San Giovanni in Fiore e non dalla cittadella, cioè non è questo è un fatto oggettivo, ma finisco il discorso. Roseto Capospulico e Praia. L'Unione Europea ragiona per corridoi internazionali. Ora qualcuno mi deve spiegare che senso ha un piano dei trasporti della Regione Calabria che si ferma lì e poi la Basilicata ne fa un altro e poi la Puglia ne fa un altro e così via. Quindi questo è un regionalismo che dobbiamo seriamente ripensare e mi dispiace che la Lega abbia dimenticato il miglio originario, no? Che parlava di macro regione, che era all'origine della stessa nascita della Lega, che all'epoca si chiamava Lega Nord, se ricordo bene, con Bossi, perché è un problema di configurazione della geografia amministrativa del nostro paese. Tantissimi si sparano a zero, ad alzo zero contro la riforma del Rio, che ha piena di lati negativi, ma cercava di riporre l'attenzione sulla ridefinizione dell'assetto della geografia amministrativa del nostro paese, che è ancorato all'Ottocento, se non prima. Ma oggi tutto verrà rivisto, perché è in atto una grande rivisitazione complessiva. No, a parole. Io invece da questo punto di vista sono molto perplessa su un'eventuale rivisitazione, perché alla fine insomma, è un governo tenuto sulla base di un contratto dove certamente io da Fratelli d'Italia ho sempre condiviso un percorso comune con la Lega rispetto per esempio alla norma del Rio di cui parlava l'onorevole Viscomi. Parlo per la parte che riguardava ovviamente le province, che sono state svilite da tutti i ruoli, che oggi sono degli enti che spendono quanto prima, che però non hanno nessuna capacità di tenerle in piedi così. Io avrei abolito le regioni. Che credo sia stato anche uno dei motivi per i quali la gente ha votato contro quel referendum, perché in quel referendum c'erano tante proposte che provenivano ovviamente condivisibili da parte del PD, ma c'erano tante altre proposte che dovevano vedere un'ampia condivisione. Cambiare la Costituzione in qualche modo deve essere uno strumento il più condiviso possibile, con più ovviamente soggetti seduti ad un tavolo comune. Parto dal presupposto che il regionalismo va totalmente ripensato, perché ha fallito per oltre 20 anni, insomma, per quello che ci riguarda, però che spesso non è soltanto colpa delle norme, è colpa anche di chi rappresenta poi degli enti locali o degli enti importanti come le regioni. Sono a favore delle macro regioni, ma nello stesso tempo mi chiedo se i 5 Stelle saranno sulla linea della Lega di qualche tempo fa e di Fratelli d'Italia ad oggi, che le province vanno in qualche modo ricomposte e alle quali vanno ridate competenze e funzioni,
e soprattutto io credo che poi la classe dirigente che si sceglie, nel senso che il regionalismo, e non ne faccio una questione di parte politica, spesso fallisce anche per colpa di tanti uomini e di quella politica che secondo me continua a mantenere, fra virgolette, un po' di potere legando la gente al bisogno e non li rende mai liberi nelle scelte. Mi pare questo, condivisibile. Ma questo condividiamo, questi ragionamenti. Però la realtà purtroppo è un'altra. Bisogna fare i conti adesso con questa realtà, con quello che abbiamo davanti agli occhi, con l'idea di paese. C'è un'idea di paese? La maggioranza giallo-verde, ma questa di paese ce l'ha. Scusa, il problema di questo governo è che sembra non avere un'idea di paese, questa è un'idea molto limitata per alcuni versi. Allora i 5 Stelle, Wanda parlava prima, spiegava i 5 Stelle, io i 5 Stelle ogni tanto cambiano come dire, opinione abbastanza velocemente. No? A me è capitato sabato di incontrare a Crotone un rappresentante dei 5 Stelle che parlavano contro le discariche, i problemi dell'inquinamento e così via. Ho dovuto ricordare che in Parlamento hanno votato una norma, l'articolo 41 del decreto Genova, che prevede un incremento dei residui di idrocarburi pesanti nei fanghi di depurazione che possono essere utilizzati in agricoltura. Allora qui dobbiamo intenderci, no? Si aumentano i residui di idrocarburi o si contestano gli idrocarburi, per dirne una, oppure il reddito di cittadinanza prima delle elezioni è un reddito dato a tutti, ora diventa una politica attiva del lavoro, per carità utilissima, ma il reddito di inclusione organizzato da Renzi e Gentiloni è la stessa cosa, quindi sui 5 Stelle ho qualche perplessità di idea del paese, ce l'ho, perché se l'idea del paese deve essere, 1, abolire la prescrizione, dopo la sentenza di primo grado, però si badi, sentenza di assoluzione o di condanna in egual modo, quindi una prescrizione abolita dopo la sentenza di primo grado anche di assoluzione, significa lasciare aperta la porta. L'idea del paese del referendum propositivo, in cui si può fare il referendum sulle tasse, oppure sulle norme penali. Ora, viva Dio, un referendum sulle tasse ha un esito scontato, cioè difficilissimo, no? E allora che idea del paese? Solo per affermare la rappresentanza diretta dei cittadini, ma non si afferma così la rappresentanza o la democrazia diretta dei cittadini. Quindi l'idea del paese dei 5 Stelle è un po' ballerina. L'idea del paese invece della Lega è preoccupante perché il decreto sicurezza da questo punto di vista introduce degli elementi forti, non soltanto sull'immigrazione, no? Sulla quale potremmo parlare, penso sui comuni sciolti per mafia, o meglio sui comuni non sciolti per mafia, perché nel decreto sicurezza è introdotta una norma per cui all'esito di una verifica ispettiva del Ministero nel comune interessato, che non si concluda con lo scioglimento, però quel comune può essere messo sotto tutela da parte della prefettura. Allora, se il comune non lo scioglie, perché la tutela del prefetto, no? Quindi bisognerebbe ragionarle queste cose. Qual è l'idea del paese? Una fase in cui si stanno mettendo insieme una serie di idee e poi forse verrà definito il quadro complessivo. Anche perché non mi pare ci sia un'opposizione tale da proporre un'idea diversa. L'opposizione sia lei sia noi la facciamo. La nostra è un'opposizione che sin dall'inizio abbiamo, ovviamente per un fatto anche di un programma comune del centrodestra che, voglio ricordare, ahimè ha vinto le elezioni ma purtroppo oggi si ritrova con un governo giallo-verde, è quello di votare di volta in volta i provvedimenti rispetto a quello che è un programma degli impegni con gli elettori. Siamo convinti che la Lega in questo momento ha delle difficoltà a interloquire, al di là di quello che ovviamente appare all'esterno con i 5 Stelle, perché ci sono delle contraddizioni molto forti, delle posizioni totalmente diverse, ma soprattutto abbiamo un'area dei 5 Stelle che difficilmente può parlare del decreto sicurezza, che io per esempio ho votato come Fratelli d'Italia, che avrei voluto fosse un po' più coraggioso come strumento rispetto a tante tematiche, non soltanto all'immigrazione, ma a quello che riguarda le forze armate, le forze dell'ordine, a tutto ciò che per esempio riguarda, ne parlavamo l'altro giorno e mi è molto dispiaciuto vedere che lei in aula non l'ha votato, che si sono astenute le forze di maggioranza rispetto ad un tema che secondo me dobbiamo affrontare, perché noi abbiamo chiesto che la mafia nigeriana piuttosto che quella cinese venga in qualche modo equiparata alle stesse mafie, ahimè, nostre locali, che diventano sempre più un percorso pericoloso. Avremmo voluto per esempio che sul discorso dell'immigrazione si osasse un po' di più, ma non perché vogliamo essere tacciati per razzismo. Io dicevo l'altro giorno, per me i veri razzisti sono coloro che speculano su questi barconi della morte.
Credo che oggi però ci sarà l'esigenza sui grandi temi, sul referendum per esempio mi trovo pienamente d'accordo con quella che è la posizione del PD, di capire questa visione del Paese, questo contratto, quali reali margini ha per poter adempiere agli impegni che ha preso. Per quanto ci riguarda con i 5 Stelle non ci accomuna veramente nulla. Cambiano troppo spesso opinione, che riguarda ovviamente il tema dell'ambiente, come diceva con grande chiarezza, ma che non ci può accomunare rispetto anche a delle battaglie dove volevano dimostrare che comunque rappresentavano il cambiamento. Io di cambiamento sinceramente ad oggi ne ho visto molto ma molto poco. Non c'è, non si avverte? No, io avverto spesso più che il cambiamento il tradimento delle promesse fatte agli elettori da parte dei 5 Stelle. E più che un cambiamento mi pare di vedere un arretramento su molti versanti, sia una perdita dei livelli di democrazia reale, di partecipazione, di tutela, di garanzie. Credo che ci sia onestamente, ma non solo in Italia a questo punto, lo sguardo dovrebbe essere allargato all'intera Europa, all'intero Occidente, un attacco serio ai valori e ai metodi della liberal democrazia occidentale. Il discorso sul referendum, che è un discorso che sta passando in sordina, però mercoledì, dopodomani, sarà, come dire, oggetto di discussione, di votazione in Camera, alla Camera, è un problema serio, perché come dire, la destrutturazione del sistema di democrazia rappresentativa che è previsto dalla nostra Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, dice l'articolo 1, che le esercita nelle forme, nelle modalità previste dalla Costituzione stessa, quindi è una democrazia rappresentativa. Altra cosa è la democrazia diretta, ma io non posso inventarmi un referendum che abbia, come dire, tutte le materie possibili di questo mondo, dalle norme penali. Immagino un referendum su una norma, sulla pena di morte. Tanto per dire una cosa banale, per essere chiaro, fermo restando che la pena di morte non è prevista dalla nostra Costituzione, anzi non ci può essere la pena di morte, no? Però è chiaro che di fronte a seguito di un evento pesante la gente reagisce emotivamente. Sulle norme penali in realtà è uno dei casi in cui alla Camera è previsto dal regolamento il voto segreto, proprio per consentire al singolo deputato di decidere secondo coscienza e non secondo i dettami del proprio partito. Sono tutti temi e argomenti questi che prenderanno corpo e si svilupperanno nei prossimi giorni, ma al momento attuale proviamo a concentrarci su quelle che sono le dinamiche della politica che riguardano la nostra regione. Sappiamo l'inchiesta, quello che c'è stato, le ripercussioni che inevitabilmente ha subito la politica e l'istituzione regionale. Che cosa sta accadendo secondo voi? Ma sta accadendo, ahimè, una cosa che sicuramente rattrista tutti quanti, perché al di là se si parla di un avversario politico, sempre e comunque quando avvengono, insomma, quando si scrivono alcune pagine, sono pagine che poi alla fine paga la politica tutta e nello stesso tempo pagano i territori, paga la pubblica amministrazione che è totalmente ferma, e credo ovviamente che anche per un fatto di rispetto alla magistratura nella quale noi guardiamo sempre con grande interesse, stima e soprattutto fiducia, è giusto che faccia il percorso, insomma, augurandoci che si possa in qualche modo dichiarare poi l'estraneità ai fatti contestati. Io parto dal presupposto che troppo spesso la politica non si accorge degli errori che fa strada facendo, che sempre e comunque possono avvenire, ma che sono errori legati, secondo me, anche li definirei spesso i soliti personaggi, quei personaggi che ruotano sempre intorno alla politica, che inquinano, e che certamente inquinano i pozzi. Inquinano i pozzi. Io dico con grande sincerità, insomma, questa sarà una scelta che spetterà al governatore Oliverio, ma pensate, adesso al di là della battuta che non voleva essere di basso profilo, io ho contestato quei ticket di trasporto che vedevano soltanto le tratte fino a San Giovanni in Fiore. Mi augurerei, ecco, risposte differenti, mi augurerei anche di ridare la parola al popolo sovrano, in attesa ovviamente di quello che sarà l'esito di questa vicenda, ma soprattutto dare la possibilità ai calabresi di essere nuovamente governati. Non c'è più stimolo nella burocrazia regionale, che già di per sé ultimamente da qualche anno era molto rallentata in tanti processi, non c'è più stimolo rispetto ai cittadini, ma soprattutto questo rischia di allontanare sempre di più. C'è un governo in carica, c'è un governo in carica, ma un governo presidiata e garantita dal vicepresidente. Però la politica chiede finalmente, fra virgolette, una giunta politica.
c'è una maggioranza che non mi sembra sia più una maggioranza da tanto tempo. E poi voglio anche ricordare, perché insomma la storia e la memoria deve essere una cosa che ci accomuna tutti quanti, che ci fu una prima giunta di 3 persone che all'epoca hanno avuto un calcio, diciamo un inciampo durante questo percorso, che il governatore revocò immediatamente. Oggi situazioni molto analoghe non ha usato lo stesso metodo. Insomma, nella vita bisogna avere sempre e comunque una rotta. Come dici? No, io ho sempre contestato l'uso dell'espressione giunta tecnica, come sapete, quindi anche in questa sede ho sempre detto che non era una giunta tecnica, era una giunta composta da politici non eletti, politici esterni, perché nel mio ruolo di vicepresidente ho fatto un ruolo politico, è del tutto evidente, quindi qui stiamo parlando... È diverso. Sì, no, stiamo parlando del fatto dell'inserimento in giunta di consiglieri regionali eletti, che è un po' diverso ed è una scelta, però lo statuto della regione consente la possibilità di avere una giunta a tutto di non esterni. Però io vorrei un attimo allargare il discorso, no? E ragionare per esempio su quello che è successo 2 giorni fa sul Reventino, 2 o 3 giorni fa sul Reventino, sì, no? Dove mi pare che la direzione distrettuale antimafia con la procura antimafia abbia messo in atto un'operazione secondo me importantissima, straordinaria, sia dal punto di vista investigativo, sì, sia le tecniche messe in campo. Però spero che non sia sfuggita all'attenzione che un punto forte in questa partita, diciamo, criminale in quella zona si è avuto quando il sindaco, la sindaca di Decollatura ha ritirato gli appalti, sì, che erano stati invece prima consegnati, sì, a soggetti mafiosi. Dico questo per dire come c'è la possibilità di una buona politica, no? C'è la possibilità di una buona politica che però deve essere sostenuta. Perché io qui lo voglio dire, la sindaca Anna Maria Cardamona di Decollatura dell'epoca, un po' abbandonata dalla politica, se ricordo bene, lo fu. Quindi, insomma, però dalla sua parte politica, esatto, e questa è la cosa che fa ancora più male. Che poi avviene a destra come a sinistra. Io dalla sua parte politica sono sempre stato, anzi a un certo punto ho chiesto datemi la cittadinanza onoraria di Decollatura, perché andavo spesso insieme al prefetto Lattella, perché la situazione era del tutto chiara. Quindi il problema è che ci sono queste situazioni negativissime e le conosciamo, ci sono anche però una potenzialità enorme e positiva di questa regione, e io su questo vorrei soffermarmi in questo momento, perché credo sia l'esperienza che viva anche Wanda diciamo nella mobilità politica. Noi incontriamo delle persone che hanno una grande voglia di fare politica. Sabato abbiamo parlato di immigrazione, da tutta una mattinata sabato mattina con i ragazzi femmini inchiodati che ascoltavano. Io non incontro tanti, a dire il vero. Io sì, lei pure, cioè nel senso che quando iniziamo a parlare di cose, di questioni, di problemi, la gente sta ferma, partecipa, decide, discute, parla e così via. Quando invece iniziamo a discutere di Zingaretti Martina, tanto per restare del tema che in questo momento travaglia il Partito Democratico, la gente si alza e se ne va. Quindi c'è... Lei per Zingaretti, tanto per... No, io sono per Martina, tanto per essere chiari. Per essere chiari sono per Martina, perché considero la segreteria di Martina l'unica possibilità di vero riformismo. Uno dei pochi. E sarò uno dei pochi, però siccome a me pare che Zingaretti ormai abbia conquistato... Beh, io ho sempre temuto, ho sempre detto che quando si viene eletti col 70%, ad esempio in Calabria, qualche problema poi si avrà subito dopo, e questo l'abbiamo visto sia negli anni passati e tutto il resto. Quindi per me sta bene essere... Ma torniamo sullo storia, che cosa stavo dicendo questo. Cosa può accadere adesso in Calabria? Adesso cosa può accadere in Calabria? Può accadere due cose, dal mio punto di vista, proprio perché incontro le persone che in realtà di politica la vogliono fare, ma vogliono una politica pulita, una politica con la P maiuscola, parlare di problemi, di affrontarla. La cosa peggiore sarebbe far passare e veicolare l'idea che la politica è una cosa schifosa dalla quale bisogna stare lontani. No, la politica non è una cosa schifosa, la politica è una questione di responsabilità personale e individuale. Ci vuole coraggio, ci vuole competenza, ci vuole anche credibilità, perché ci sono stati sindaci che hanno subito le aggressioni criminali ma hanno resistito, torno a dire la vicenda del Reventino, e ci saranno invece altri sindaci che sono stati arrestati perché il consenso, il potere,
li hanno portati a negoziare con i mafiosi, ma negoziare con i mafiosi è veramente da idioti in questa regione, perché alla fine non stai negoziando, ti stai vendendo, consegnando mani e piedi nella mani della criminalità organizzata e pagherai questa cosa fino in fondo nella tua vita. Quindi bisogna decidere da che parte stare. Allora, dal mio punto di vista, la domanda seria in questo momento è: tu da che parte stai? Perché c'è un'esigenza di credibilità, di moralità, di onestà che in questo momento è inderogabile da qualunque parte politica, soprattutto in vista delle prossime elezioni. E adesso però come bisogna gestirla questa fase? Adesso in questa fase c'è un governo in carica, c'è un presidente in carica, perché il presidente non è stato esonerato dalle funzioni, sta a San Giovanni in Fiore, nel senso che ha l'obbligo di dimora su San Giovanni in Fiore, ma lui può governare benissimo, può presiedere la giunta, su questo vorrei che sia chiaro, cioè il provvedimento è chiaro. Il provvedimento è chiaro da questo punto di vista, anche il Tribunale del Riesame ha confermato, non ha messo mano su questa questione, c'è l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, ma non c'è la sospensione dell'esercizio delle funzioni come invece è stato previsto per altre cose. Possono affrontare, diciamo, i temi caldi di questa terra? Guardi, questo è abbastanza, c'è la giunta, c'è il presidente, c'è la capacità di governare. Quella che è la mia esperienza, ha ragione Wanda, la burocrazia è complicata, è difficile governarla quando stai H24 fianco a fianco e diventa ancora più difficile così, ma il problema non è che si affronta ritornando ora alle urne, non ha molto senso, cioè sarebbe semplicemente una situazione in cui si incancrenisce ancora di più la situazione. Secondo me in questo momento tornare alle urne non avrebbe molto senso, anche perché si vota a fine anno. Secondo me ha senso per dare credibilità a quella politica dove in qualche modo ti sei schierato in passato. Io lo legavo anche a un pregresso, nel senso che se le regole valgono per gli altri, a maggior ragione valgono per te. Però poi, sono diverse le cose, perché allora se fosse così, che ogni avviso di garanzia dovrebbe comportare, lì non ci sono stati solo gli avvisi di garanzia. Poi parliamo di un governatore di una regione che non può uscire da San Giovanni. Però lì nella vicenda dei rimborsopoli non ci furono solo gli avvisi di garanzia, ci furono anche provvedimenti, diciamo, cautelari un po' più significativi, un po' più pesanti. Che però poi hanno visto invece, per quello che riguarda, se la magistratura la rispettiamo sempre e comunque, hanno visto la totale, in molti casi, se non ad oggi quelli che ancora sono in idine e che dovranno avere sicuramente, mi auguro al più presto, una conclusione. Questo è un problema delicato. Quando allora, il fatto che ci sia la magistratura è grave, il fatto che la politica... Io credo che la colpa sia della politica, è la politica che delega di volta in volta la magistratura a dover in qualche modo... È un po' una teoria dei vasi comunicanti, se non c'è l'uno c'è l'altro, quindi è la politica che deve prendere il coraggio e iniziare a lavorare, a fare pulizia essa stessa, già nella selezione delle liste, e vedremo alle prossime elezioni, perché questo fatto di dover essere imbarcare per il consenso... Ma io questo è quello che all'epoca, insomma, essendo stata qua ospite, quando fui candidata a guidare la Calabria, fu l'appello che feci a Mario Oliverio nel dire vinci, perché comunque l'alternanza, comunque l'interruzione traumatica, no, della precedente amministrazione, se imbarchi tutto rimani prigioniero. Se imbarchi tutto, 8 liste, e non fai una distinzione. 80% degli elettori, dei votanti, 66-60 e passa per cento di voti scopelliti, 60% della partecipazione al voto, 60 e qualcosa di voti della coalizione. Oliverio 40-43% di partecipanti al voto, 60 e passa per cento. Attenzione, perché noi abbiamo una cosa pazzesca. Però ci sono delle differenze sostanziali. Oliverio si candida a seguito di dimissione, di un'interruzione traumatica. Non sto facendo un altro ragionamento. Noi abbiamo un trend calante della partecipazione al voto. Non c'è dubbio. Pericolosissimo. Il primo partito primo partito alle elezioni del 2014 è stato col 60%. Chi non è andato a votare? Alle prossime elezioni noi rischiamo di avere un trend ancora più basso, rischiosissimo, perché quanto più si abbassa il trend dei partecipanti, tanto più la capacità di infiltrazione mafiosa aumenta, questo è del tutto evidente, no? Oltre che non è una cosa corretta dal punto di vista democratico, ma non mi interessa, qui proprio lo ricordo sull'imbarcare tutti ai fini del discorso che stavamo facendo. Ma se la percentuale dei voti per la coalizione è sempre la stessa, c'è qualcosa da ragionare, no? È sempre il 60%, ma con un trend calante, quindi c'è qualcosa che in questo paese dovremmo tutti riconoscere, che fare un passo avanti come politica, no? Nel senso che il consenso è importante, ma il consenso non deve essere necessariamente, come dire, ricercato a basso costo, no? Perché poi si paga dopo. Il consenso dovrebbe essere ricercato sulla base di un progetto, di valori, di programmi, che non sia semplicemente l'identità, no? Vota me perché sono io.
decisione è difficile, Io è completamente difficile. parto da una... Mando la pubblicità, sì. Poi ritorniamo. Sì, È difficile in questa terra, una terra governata ancora dal bisogno, dove c'è il bisogno, non si è liberi, se questo è il punto. no ci raccontiamo, delle fesserie. Però ne parliamo dopo. La pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta. Scusa, però mi pare che Wanda Ferro, quando c'è la pubblicità, dice: ma io devo chiarire un passaggio, anzi, devo sottolineare un passaggio fatto da Visconti. Intanto dove c'è una distinzione tra il ruolo che ha ricoperto, e non è per semplice piacere, ma insomma lo dice la storia di Antonio Viscomi, prima che da parlamentare, prima ancora che da vicepresidente. Per il resto, per quanto mi riguarda, al 70% è una giunta fatta di tecnici, che non è stata né in qualche modo espressione della politica, e quando io parlo di espressione della politica... Ma nel momento in cui assumi un incarico politico, cessa la tua funzione di tecnico, cioè diventi un politico, mi pare dicesse Viscomi, no? Però chi va a governare un assessorato deve avere anche quella capacità che io onestamente, difendendo la supremazia della politica, riconosco a chi sta sui territori, a chi in qualche modo ha quella contezza dei problemi nel poterli affrontare. Ma se in questo momento apri alla giunta politica, inevitabilmente metti in discussione il tuo ruolo di presidente, fai un passo indietro. Ma no? io fossi stato il presidente Oliverio, lo feci da fuori dal Consiglio regionale, ovviamente non trovando l'aiuto di nessuno all'interno dell'Assemblea, io ritengo antidemocratico approvare uno statuto dove un governatore può nominarsi 7 esterni, perché i 7 esterni, togliamo il fuori quota Antonio Viscomi, ma ne potrei togliere l'assessore Russo, insomma. Voglio dire, alla fine sono sempre comunque non eletti e decide il presidente, no? C'è in qualche modo c'è se tu cambi e fai una giunta politica decide sempre il presidente? No, è diverso, nel senso che difficilmente un assessore tecnico, per quanto mi riguarda, questo tipo di politica che viene fatta in questa fase ha la libertà di azione se non governata dalla politica a monte. Ma perché come dire, un contratto tra virgolette a tempo non deve investire, quando voglio ti revoco la delega. Ma l'assessore tecnico non deve investire in consensi, cioè svolge questo ruolo, questa funzione, sa che ma non è vero, perché io ho notato invece che ho notato che forse rispetto agli assessori politici hanno investito molto più in consenso. Io voglio ricordare insomma un assessore che fu nominato come fosse un enfant prodige ai servizi sociali e che poi è stata revocata dal presidente Oliverio quasi fosse insomma il male assoluto, e questo non può essere ovviamente per un assessore che insomma andava ai comizi elettorali, faceva campagna elettorale, la Roccisano, per carità, era Federica fatto Roccisano. Sempre ovviamente, non intendo era nel suo potere farlo, ma voglio dire non ha fatto l'assessore tecnico, è andata alla ricerca di consensi per la sua parte politica. Allora io parto dal presupposto che se noi non diamo la supremazia e non la difendiamo della politica, Oliverio, questo io ricordo da 40 anni. No? E nessuno ha detto non è d'accordo. No, Wanda sta parlando di un problema delicatissimo che è appunto il ruolo, diciamo, le dinamiche interne alla giunta, ad un organo di governo collegiale, di una giunta che è però di sostegno al presidente, perché il sistema elettorale mi posso sostituire per una volta, anche per dire ho sostituito per un solo secondo vai tranquillo. Tilio Sabba. Sì. La mia domanda, io però non faccio il politico, non voglio sostituire. Viscomi, ognuno di noi fa un resoconto, no, della propria azione amministrativa. Secondo me fosse stato il vicepresidente, lo è stato a mani libere, questo lo sottolineo, è stato un vicepresidente a mani libere, lo voglio chiedere, ma quanti ostacoli sono stati creati nel percorso di Antonio Viscomi da vicepresidente, da assessore competente anche con delle deleghe importanti dalla politica, ti rispondo, che probabilmente non voleva che alcune cose... Ti rispondo molto facilmente, perché nel senso che la domanda che sta ponendo Wanda è centrale, guardate, è veramente importante, cioè il dinamismo interno alla giunta.
cioè come la tracciabilità, chiamiamola così, delle decisioni interne della Giunta. Però la Giunta è un organo di supporto al Presidente, perché il sistema elettorale prevede appunto l'elezione diretta del Presidente, no? Questo è il contesto. È chiaro che il politico, cioè il politico eletto, quello che arriva al Consiglio regionale con 8.000, 7.000, 10.000, 12.000 voti, ha un peso specifico significativo, perché qualunque tensione fra il Presidente e il consigliere e l'assessore eletto si ripercuote poi sulla tenuta in Consiglio, quindi sulla maggioranza in Consiglio. Quindi c'è una dinamica corona-Parlamento, diciamo, sicuramente significativa, mentre l'assessore esterno, tecnico o politico non tecnico, chiamiamolo come volete, esterno, non eletto, questo potere non ce l'ha, questo è del tutto evidente. Fosse per me, se avessi, come dire, la bacchetta magica, preferirei un equilibrio all'interno della Giunta. Sì, perché l'essere politico spesso fa vivere in una bolla. Certo. Ma non sette l'essere politico spesso fa vivere in una bolla, no? Nel senso che si ragiona con una logica che spesso non... Io imporrei ai politici di andare ogni settimana a fare la spesa, la prima cosa è sentire le persone e in farmacia, perché sono i luoghi dove... Ma scusatemi un attimo, allora che però l'altra metà la farei invece di politica. Però allora che senso ha in campagna elettorale, io che mi candido al Consiglio regionale, lavoro per avere un numero di consensi potenti, insomma, forti, visibili. Perché il Consiglio regionale che fa? Dice a un certo punto qualcosa devo poi investirlo questo. Ma no, ma questa è un'idea sbagliata del Consiglio regionale. Così, ma funziona parlo così. Io che non sono stato consigliere regionale. Ma funziona così, io dico non la penso io così, ma funziona così, perché io prendo però il problema della politica, al di là mi trova ovviamente anche su questo d'accordo che c'è un mix, no, tra l'eletto e il problema è che un altro degli errori che è stato fatto, io parlo di adesso perché stiamo parlando del governo in carica, ma personalmente, è aver in qualche modo nominato delle persone sotto l'idea della giunta tecnica, ma che è un'espressione di qualche consigliere dai 10.000, ai 12.000, ai 13.000 voti, che a sua volta non entrava direttamente perché aveva all'interno del suo partito l'impossibilità di farlo. Allora ha girato lo Stato. Allora andiamo Sebbi Romeo, andiamo sul problema reale, il rapporto tra istituzione e politica, cioè tra governo e partito, e questo è un problema serio. Ma questo è un problema di serietà anche di chi guida la macchina. Sì, no, è un problema proprio perché non stiamo parlando del nuovo che avanza, quindi all'esperienza politica. Io parlo di un altro, il rapporto fra istituzioni di governo e partiti è un problema che abbiamo trascurato, ma invece è centrale nella nostra storia. Fino agli anni '80, Democrazia Cristiana, grande partito di stabilità di governo, chi sta al governo non sta al partito, chi sta al partito non sta al governo, perché sono dinamismi differenti. E la sovrapposizione governo-partito pone dei problemi. Anni 80, Craxi, nascono i problemi di governabilità, segni, referendum maggioritario, quindi si crea questa logica tipo americana per cui... E arriviamo al segretario di partito che è anche Presidente del Consiglio. No? Questo vale sia a destra sia a sinistra. Arriviamo quindi ai partiti personali, al liderismo, al cesarismo e così via. Ma questo vale anche qui. Io, per rispondere alla tua domanda, no? Prima non ho avuto il tempo di risponderti, qual è stata la cosa che mi è mancata di più? Un movimento collettivo. Mi sono reso conto che chi governa ha bisogno di un confronto, non serio, continuo, costante con il partito. L'assenza della politica fa sì che venga meno un elemento importante del governo, e allora è questo che noi dovremmo essere capaci di ricostruire, un rapporto positivo, non fagocitante dell'uno o dell'altro, ma positivo, dialettico, dialogico se vuoi, tra chi governa e chi è un partito che sta alle spalle. Questo che servirebbe. Quei famosi circoli che sono rimasti chiusi, insomma. Circoli chiusi che mi hanno contestato, ovviamente. Ma soprattutto un partito. Allora, se il partito non c'è, viene fuori il consigliere Tizio, il consigliere Caio e il consigliere Ci vuole anche, a questo adesso faccio, come si dice, nel senso nobile del termine, la brava Massai, quindi la ragiono un po', fra virgolette, come mi piace dire, alla femminile, senza urtare le suscettibilità, per carità, delle donne. E anche quell'idea di un presidente che dica: ho una squadra che ha supporto, però chiedo alla squadra di dare il massimo, di assumersi le responsabilità, se fa bene nel bene, se fa male nel male, e non pensare che nel momento in cui un assessore viene revocato, perché l'assessore è stata revocata su richiesta di chi aveva suggerito quel nome, venga mandato al massacro. Io sono una che ha contestato dall'inizio alla fine l'operato della Roccisano, secondo me non è stata
in grado di fare cose che ormai da 20 anni, ricordiamo, insomma, siamo stati anche sulle televisioni nazionali per i bus delle scuole, quindi cose che comunque erano abbastanza collaudate. Quindi mi guardo bene dal difendere la persona. Il principio è soltanto che non si può essere un uomo solo al comando, soprattutto quando si è affiancato da intelligenze, da professionalità, da persone anche soprattutto per bene. Io ho notato questo accentrare, ma accentrare in modo differente rispetto a quello che abbiamo professato per 5 anni, e qua insomma noi abbiamo fatto salotti delle province sulle competenze, guerra all'Oievo, guerra a Scopelliti, per poi essere là e fare tutto l'opposto di tutti e non ritenere la squadra come un valore aggiunto, se non in pochi casi dove qualcuno ha avuto il carattere, la capacità, l'intelligenza e la forza di dire o si fa come io ritengo giusto fare o altrimenti arrivederci. Scusa, grazie. Nell'era dei partiti del leader, no, immaginare il concetto di squadra non riesco a... perché la squadra forse non... Io questo devo dire, tornando forse alla casa fra virgolette madre che è stata Fratelli d'Italia, una cosa che ho sempre apprezzato di questa giovane leader, perché è certamente molto giovane, che io ricordo insomma... Sì, ma decide tutto lei, no, devo essere sincera, cioè mentre io ho vissuto in Forza Italia Renzi ha fatto tutto, ha gestito tutto, ha scelto candidati, ha scelto Berlusconi, Fini all'epoca, hanno pagato tutti questa sovrapposizione governo partito. Ma il governatore, se è investito dalla responsabilità di governo data dai cittadini, dice vabbè, allora attenzione, decido io, faccio io, ci metto la faccia io, mi scelgo le persone che dico io, però viene meno quel concetto di squadra. Non può esserci quel concetto di squadra. Il concetto di squadra è un governatore dovrebbe averlo già nel momento in cui fa degli accordi con ma è che lui risponde in prima persona. Ma anche un leader di partito risponde in prima persona. Se io domani per esempio dico non sono d'accordo io parto dal presupposto che adesso la politica deve fare un salto in avanti, perché non esiste, nessun re ha vinto nessuna battaglia se non aveva accanto un esercito, e quindi secondo me gli uomini soli che siano leader politici nazionali è la dimostrazione, è la fine di Gianfranco Fini, è la fine di Renzi. Mi dispiace, grande comunicatore, però stiamo parlando ovviamente della fine di chi ha cercato, secondo me, di mostrare i muscoli e di imporre un proprio pensiero. Ma non è finita questa stagione della politica, perché scusami, perché Salvini è il leader. Salvini decide, perché ci sono riunioni della Lega. Mi risulta, sono sincera, perché sarei disonesta a dire che non mi risulta che la Lega, per esempio, è uno di quei partiti che si riunisce spesso e volentieri, che su tanti temi, e devo dire... Ma decide Salvini però, decide Salvini. Io credo che qualcuno che indichi la rotta ci voglia, non è che ci deve essere, altrimenti non quindi non è finita questa stagione. Ma in una famiglia c'è sempre ma non è finita però questa stagione del secondo me è finita la stagione di chi pensa che da solo possa mostrare i muscoli e imporre cosa diversa e ragionare, secondo me, un programma, un percorso da fare, farlo soprattutto con giovani. Noi non siamo molti deputati, però abbiamo raddoppiato rispetto alle precedenti, e la generazione è tutta quella di Giorgia. Oggi i parlamentari, tranne me, Foti, Butti e qualche altro, è riuscita a fare eleggere, e lo hanno fatto anche loro con il consenso sui territori, una generazione, ed è una generazione che non guarda al passato, che non dice signor sì, che magari nella chat di gruppo ti dice io su questo non sono d'accordo, troviamo un punto comune perché altrimenti andiamo allo scontro. Lui dice però una cosa giusta, in ogni partito c'è necessità di qualcuno che poi incarni che si assuma la responsabilità di decidere anche nei momenti, e questo è una cosa giusta. Io la metterei così, che quanto più tu ascolti, tanto minore è il rischio di fare errori. Ecco, questo è il punto reale della partita. Se hai predisposizione all'ascolto. Se hai predisposizione hai finito, nel senso che puoi governare ora, alla fine ti allontanerai tutto e resterai da solo, no? È il discorso che si diceva prima. Quindi è finito un modo in cui tu il leaderismo lo intendi come esisto solo io e gli altri non esistono, e questo vale anche nella Lega, perché anche nella Lega stanno sorgendo seri problemi, perché c'è tutta una generazione un po' più
storica della Lega, che aveva fatto del liberalismo fiscale, delle autonomie delle regioni, dell'autogoverno dei territori il cavallo di battaglia, e che non si identifica più in una Lega che ha assunto caratteri autoritari e di forte conservazione, focalizzandosi soltanto sull'immigrazione. Infatti il problema serio della Lega non è il rapporto con i 5 Stelle, è che le promesse sulla liberalizzazione e semplificazione fiscale non le mantiene, non le sta mantenendo. La flat tax è diventata una cosa da poco, la pace fiscale è diventato 7 condoni mascherati, quindi in qualche misura anche Salvini stesso pagherà, e pagherà questo meccanismo. Fra l'altro lo pagherà in duplice modo, perché lui è ministro dell'interno, degli affari interni. E ancora spesso lui confonde molti ruoli tra chi deve cercare il consenso per il partito e chi invece deve assicurare la sicurezza appunto di questo paese. Abilmente utilizza, ma fa il politico. Utilizza bene. Fa il politico, aumenta il consenso. Sa comunicare, è bravo nell'essere. Bisogna riconoscerlo questo. Al di là di quello che sa far cadere nelle trappole della comunicazione i suoi avversari. Al di là se lo condivide o meno le sue idee. Al contrario dei 5 Stelle, anche accanto a sé uomini e donne di valore? Beh, la Lega e la Democrazia Cristiana degli anni 60 e la Lega hanno la stessa struttura organizzativa. La Lega di oggi e la Democrazia Cristiana degli anni 60 hanno la stessa struttura organizzativa. Per esempio, per me è un piacere confrontarmi con Molteni, che è il sottosegretario all'interno, piuttosto che parlare con Giorgetti, piuttosto, ecco, devo dire, mentre nei 5 Stelle io ancora l'uomo e la donna di valore, dai contenuti, dalla preparazione perché se la produzione industriale crolla del meno 2,6% 2 giorni fa e se viene fuori Di Maio a dire siamo all'inizio di un boom economico, allora delle due l'una. O pensa che l'intervista del Ministro dell'Economia ieri era un po' più pacata, un po' più ragionata, certo, un po' più misurata. Però voglio dire, delle responsabilità a monte ci sono pure, noi non possiamo dire soltanto, io sono la prima che dice alla Lega non arretrare, perché la flat tax era un impegno con gli elettori che è stato tradito. Per noi reddito di propria cittadinanza noi siamo contrarissimi, perché vedremo chi lo prenderà e vedremo chi prenderà 780 euro e chi ne prenderà 133. Però vi scuso con voi, ma il governo giallo-verde è una risposta allo sfascio. No, secondo me non è stata, è una risposta a coloro che hanno... I partiti sono... A coloro che hanno voluto questa legge. Necessariamente sono obbligati a cambiare registro. Questa legge qualcuno l'ha voluta e l'ha votata. Delle responsabilità le ha il PD, delle responsabilità le ha Forza Italia, delle responsabilità hanno sbagliato i calcoli. Hanno sbagliato i calcoli, perché pensavano con questa legge elettorale di governare. 2, per quanto sia grande il mio rispetto nei confronti dell'uomo di Stato, della massima, no? Del Presidente Mattarella, secondo me il centrodestra aveva vinto un esperimento per tentare se eventualmente c'era una troupe di deputati che voleva appoggiare un contratto. Che si appoggiava con i responsabili, hanno fatto la guerra a Renzi su questa cosa e l'ha pagata cara. Sentite, quanto incideranno nella prossima competizione, secondo voi, immaginiamo, nelle regionali prossime i 2 partiti adesso al governo, che hanno sancito questo accordo sulla base di un contratto? I 5 Stelle... Voi che girate, quindi... No, i 5 Stelle secondo me hanno un problema serio ed è il voto di preferenza. Il voto di preferenza per i 5 Stelle è difficilissimo, perché il voto di preferenza nasce dal contatto quotidiano con le persone, dalla credibilità che uno ha guadagna in quella fase. Da questo punto di vista i 5 Stelle hanno mantenuto invece una valorizzazione del simbolo, dell'immagine. Io voto 5 Stelle per cambiare, ma quando devo scegliere la preferenza poi diventa un po' più difficile. Poi per il tipo di comunicazione che loro hanno, per il tipo di organizzazione, insomma la campagna amministrativa, politico-amministrativa diventa sempre più difficile rispetto alla campagna politica nazionale. La Lega invece secondo me è un punto interrogativo sul quale è strutturata, è presente, è organizzata da partito, è il partito più anziano in Parlamento adesso. Sì, ma qui in Calabria ora sta facendo una campagna acquisti pesante, nel senso il suono del potere, l'odore del potere attira molti. Quindi senti questo girando i territori? Io se fossi, come dire, un responsabile della Lega starei molto attento a questo reclutamento, per tante ragioni. Allora,
Partiamo dal presupposto che secondo me inciderà, ma sono altrettanto convinta che lo schieramento di centrodestra, come è stato detto da Salvini stesso, da Treu, in occasione sarà su tutte le, come è avvenuto del resto nelle regioni dove si andrà da qui a breve al voto. Quindi all'interno di questa coalizione. Quindi all'interno di questa coalizione. Credo che tutti siano attratti da questa forza di governo, ma altresì ovviamente quello che ho sempre sollecitato, ma che credo dobbiamo dire anche a noi stessi, reclutare, ma reclutare con attenzione, sono territori già di per sé molto complicati e difficili, e quindi mi auguro insomma ci sia quella attenzione giusta nel crescere, ma nel crescere anche più nella quantità ma nella qualità. Sono convinta che sarà una partita abbastanza semplice, non vinta in partenza, perché i 5 Stelle non partecipano, i 5 Stelle non abbiamo quasi mai l'onore e il privilegio di averlo, tranne l'altra sera con la senatrice Corrado a Isola Capo Rizzuto, ma difficilmente arrivano a un dibattito, hanno parlato della gente, di stare tra la gente, di una politica che deve ascoltare e dire oggi sono forza di governo, vogliamo capire sui tanti problemi qual è la posizione. E la cosa più bella sarebbe un po' quello che io noto, un gap tra noi e i parlamentari del nord. Io lo noto che non è né un gap culturale assolutamente, insomma solo un imbecille come chi ha titolato l'altro giorno sui meridionali e sui terroni, che non merita neanche nessuna risposta nel merito. Mi spiace dirlo anche perché è una testata insomma abbastanza schierata da una certa parte. Parto dal presupposto che se facessimo squadra, al di là dell'appartenenza politica, su poche cose che riguardano realmente si porterebbe a casa qualcosa. Si porterebbe qualcosa, ma ognuno vuole essere l'attore protagonista. Allora, siamo proprio in chiusura. Questa esperienza di governo regionale ha portato qualcosa alla Calabria? Allora, io credo di sì, ha riordinato un sacco di questioni che erano rimaste molto confuse negli anni passati, a partire dalla gestione dei fondi comunitari. Credo che per vedere realmente i risultati, in realtà ha ragione Oliverio ora, Scopelliti 5 anni fa, 6 anni fa, quando è stato, insomma, quando diceva ho bisogno di 10 anni, perché il problema è dare delle strutture, dei binari su cui può operare, però c'è un punto che secondo me andava e andrà valorizzato in modo significativo, ed è che la regione non è una struttura di spesa, non è costruita, non è pensata, non può operare come attore della spesa, deve delegare le risorse ai comuni, alle province, a quello che è rimasto delle province, alle comunità intermedie, perché è lì, aprendo i cantieri, che questa regione può cambiare. Fermiamoci qui, rapidamente. No, secondo me ha tolto ancora di più la speranza ai cittadini calabresi, ha tolto alla politica la possibilità di poter incidere, parto anche dall'assemblea consigliare che secondo me doveva funzionare con ritmi totalmente diversi, con competenze. Mi augurerei che la nuova legge elettorale, soprattutto per chi sarà il candidato e non succeda quello che è successo a me, la si conosca prima, perché addirittura adesso da che non entrava il miglior perdente, adesso pare che ci sarà la formuletta che entra il terzo dei miglior perdenti. Io mi auguro invece che da parte della futura amministrazione regionale si vada un po' a scardinare gli stessi uomini negli stessi posti di comando, perché o c'è il centrodestra o c'è il centrosinistra, i nomi sono sempre quelli che si ripetono, che chi conosce realmente i problemi degli enti locali, i comuni, le province, perché non mi serve l'ondata dei 200 sindaci che oggi sono costretti a dire sono per la tua candidatura perché gli deve passare il PON piuttosto che il PSR, piuttosto che ci sia una burocrazia che venga, c'è tanta ottima burocrazia in regione, ma che venga premiata per la meritocrazia, che finisca in qualche modo la scelta sulla base dei soliti uomini e donne che inquinino, e soprattutto meritocrazia, dare un senso alla parola meritocrazia e non tessera di partito. Uomini e donne, quindi uomini parità di genere, se devono mettere mano alla legge non lo faranno mai. Se devono mettere mano alla legge elettorale regionale, la mettessero tenendo conto delle norme in materia di parità di genere. Anche perché noi abbiamo detto che se c'è la preferenza di genere, il centrodestra, credo tutto compattamente, io insomma l'ho portata avanti insieme a Flora Scurco, ma saremo di supporto, i voti ce li ha la maggioranza, Irto la porti in consiglio, ci dimostri quanto sono importanti queste donne, non come nominate d'esterno, ma come possibili elette. L'ultima battuta voglio fare. Lasci il PD? No. No, Lasciare il PD? No, perché si immagina un percorso nuovo, no, non c'è questa cosa. No, io sto semplicemente cercando di andare in giro dicendo che
Per la mia formazione culturale e politica io non credo che la afonia dei cattolici in politica abbia costituito un danno per l'intero Paese. Perché dovrei lasciare il Partito Democratico? Nessuno qui sta pensando di abbandonare o costruire nuovi partiti. Il 18 venerdì ci sarà il centenario del manifesto agli uomini liberi e forti di Don Sturzo, inviterei tutti a rileggerlo in questo momento. Non si rivolgeva ai cattolici, si rivolgeva agli uomini liberi e forti che hanno a cuore le sorti di questo Paese. E per avere a cuore le sorti di questo Paese non bisogna essere cattolici, bisogna essere liberi da condizionamenti e forti, perché per fare politica in questa regione ci vuole coraggio, per fare la politica pulita. Eh sì, ci vuole coraggio. Vabbè. Grazie per essere stati con me, vi auguro proseguo del vostro lavoro sui territori, perché girate molto nei territori, vedo convegni, iniziative, segno evidente che, come dire, deve esserci sempre il contatto con la gente. Noi ci vediamo domani, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.